Siamo nel cuore del Delta del Po con Maria Adelaide Avanzo presso Tenuta Kazan. Tenuta Kazan, così chiamata grazie alla famiglia dei veneziani, dei patrizi veneziani che la costruirono nel 1700. Un grande complesso costituito ancora oggi dalla villa padronale, dagli annessi rustici, dalla chiesetta e dalle scuderie. Kazan ebbe solo 3 proprietari, gli Zen, i marchesi Guiccioli e poi la famiglia dei miei bisnonni. Bellissima la storia d'amore che lega il poeta inglese Lord Byron alla giovanissima Teresa Gamba che sposò Alessandro Guiccioli, il più eminente della grande famiglia dei Guiccioli. Alessandro, indispettito dalla liaison tra Teresa e Byron, prese Teresa da Venezia dove viveva e la spedì a Kazan. Byron la venne qui a trovare e scrisse per Teresa e per il fiume e per la grande casa una poesia bellissima intitolata Stanzas to the Po. La tenuta si presta benissimo a numerose attività all'aperto, attività turistiche, naturalistiche e culturali. La nostra idea è stata proprio quella di aprire la tenuta ad ospiti che vogliono conoscere in modo autentico la nostra terra. Il modo più bello per conoscere il Delta è dimenticarsi l'orologio, prendere una bicicletta, prendere un cavallo, prendere una barca, prendere una canoa e andare ad esplorare questo territorio variegato costituito da tutti i molteplici rami del fiume che si vanno a spegnere, diciamo, del mare Adriatico. Quali sono i prodotti tipici dell'agriturismo che si possono degustare? Sempre nell'idea di questo spirito di autenticità e di amore per la nostra terra che ci contraddistingue, anche in cucina usiamo moltissimo quelli che sono i prodotti della nostra azienda, quindi i nostri ortaggi, poi abbiamo il nostro pollaio con vari animali da cortile. Poi usiamo moltissimo il riso del Delta, quindi di amici produttori che ce lo forniscono, vino di nostra produzione, birra artigianale sempre prodotta localmente e carni di allevamenti a noi vicini di cui conosciamo la provenienza. Cerchiamo il più possibile appunto di ricordare a chi viene a degustare i nostri prodotti quella che è l'importanza dell'autenticità e della provenienza. E l'importanza quindi del territorio. Non ci rimane che invitare tutti a venirvi a trovare per una vacanza immersa nella natura. Sì, vi aspettiamo in un angolo di terra della nostra Italia davvero speciale.